Amici sportivi appassionati di futsal, ben trovati al Pala dalla Chiesa e Setti Carraro di Bagheria. Si affrontano Real Termini Recogest e Città di Palermo. Nuovo appuntamento con la terza giornata del girone H del campionato di Serie B nazionale di futsal. Una partita molto importante per entrambe le squadre che si affrontano per cercare di dar fondo ai propri rispettivi obiettivi. Per la squadra di coach Giorgio Lembo c'è in palio qualche punto molto importante in chiave salvezza. Dall'altra parte invece la formazione guidata da mister Fabio Cappello, Marco Cappello, scusate, che invece cerca di mettere ancora pressione alla Ecosystem Lamezia e alle altre squadre che vogliono cercare un posto in paradiso. Tutto pronto per il fischio d'inizio, per l'avvio di questa partita che vede il Real Termini scendere in campo con in porta D'Alba con la maglia numero 30, poi Lucchese con la maglia numero 10, poi Pesano con il numero 6, Johnny da Sousa con il numero 13. E infine anche Montalto, maglia numero 21, intanto un minuto di silenzio per la scomparsa di Carlo Tavecchio. Lo osserviamo anche noi. Minuto di silenzio per ricordare la figura di Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC. Il quintetto dall'altra parte per il Città di Palermo con Immesi in porta mentre sta per iniziare la partita, poi Di Maria con il numero 12, Salghero con il numero 11, Dorio con la maglia numero 4 e a completare tutto ci pensa numero 14 Arriazza. Tutto ok per gli arbitri. Scopriamo a breve l'inizio della partita tra Real Termini e Città di Palermo. Primo pallone affidato ai rosanero. Ultima cosa da verificare, si parte, inizia in questo momento Real Termini Recogest Città di Palermo col primo pallone affidato alla formazione guidata da mister Marco Cappello con Salghero. Dorio subito pressato da Sosa che portava il pallone, calcia, non trova la porta, primo squillo di Johnny da Sousa. C'è tanto pubblico oggi al Pala della Chiesa Setti Carraro, sono anche presenti alcuni esponenti di Punta Mucchia Bagheria e Cruz Palermo che giocheranno a seguire su questo campo, naturalmente non in diretta sul nostro canale. Intanto
l'intervento su Montevago. Gli arbitri dell'incontro: Diego Loris Mitri della sezione di Albano Laziale, Giuseppe Lamorgese di Roma 2, cronometrista la palermitana Giorgia Mongiovì. Conquista un fallo laterale il Palermo con Roberto Dorio. Salghe, Ungolini ancora a cercare il numero 4, uno dei protagonisti della gara di andata, vinta nettamente dal Città di Palermo al Palaureto di Palermo, del capoluogo siciliano. Partita che tra altre cose portò al ribaltone tecnico. Qui intanto conclusione fuori da parte di Salguero, che rimette in gioco Anthony D'Alba. Partita che, ripeto, portò al ribaltone tecnico in casa Real Termini, ribaltone tecnico che ha portato alla vigilia della partita contro il Dragua Cireale, che abbiamo commentato e che avete visto perdere in maniera molto sfortunata, anzi pareggiare in maniera molto sfortunata al Real Termini, ha portato all'arrivo in panchina di Giorgio Lembo. Ermitano Doc, tecnico con cui il Real Termini sta cercando di rialzare un po' la testa. È chiaro che l'abbandono da parte del Megara Augusta, mentre qui intanto conclusione da dimenticare di Montevago, dicevo, l'abbandono da parte del Megara Augusta apre strade interessanti per quella che è la lotta per la salvezza, con Real Termini che è pienamente invischiato in quanto attualmente penultimo del lotto nel girone H di Serie B. Qui intanto Cenita Sosa per passare con il tunnel, lo chiude Dorio, per l'arbitro fischia in favore del numero 4 Rosanero. Primo fallo speso in partita, lo spende Johnny da Sousa, uno dei giocatori senza dubbio di maggiore estro, non solo per il Real Termini Recogest, ma a mio parere di tutto il panorama della Serie B, per quanto riguarda ovviamente il girone H, il girone più a sud, mentre qui intanto Di Maria porta in vantaggio il Città di Palermo. Parlavo di giocatori di talento e chi meglio di Marco Di Maria può rappresentare questa categoria di giocatori. 2,34 sul cronometro, avanti il Città di Palermo dopo 154 secondi. La prima firma la porta il numero 12 Maglia, che ha un suo peso, che ha una sua valenza nel mondo del futsal, essendo quella portata per anni in giro per il mondo da Sua Maestà, ovvero sia Falcao. In tanti gli tributano l'utilizzo di questo numero di maglia. Mentre qui intanto conclusione deviata, tentata da Paesano con Antonino Fuschi che va a battere dall'angolo. Palla esce, fallo laterale in favore del Real Termini, ancora in zona attacco, ancora con Fuschi. Paesano cerca di passare, la palla arriva facile dalle parti di Immesi, poi prova a scappare Di Maria, cerca di depistare Lucchese che però torna su di lui, prova ad uscire anche palla al piede in bello stile Vincenzo Lucchese, ancora la giocata, la chiusura. Paesano, la pressione su di lui, poi Montevago commette fallo. Calcio di punizione. Primo fallo commesso dal Città di Palermo. Palla in avanti, Fuschi cerca di giocarla al volo. Non può arrivare Johnny da Sousa per l'ottimo intervento da parte di Roberto Dorio, giocatore di grande esperienza, di grande spessore. Lucchese, il tiro di sinistro rimpallato anche questo, resta in attacco il Real Termini con una rimessa per Antonino Fuschi. C'è papà Gianmario in panchina,
capitano di questa squadra, Johnny da Sousa, la bicicletta per il colpo di testa per portarsela avanti, lo chiude Marco Di Maria. La giocata in bicicletta da parte di Johnny da Sousa, più per lo spettacolo che non per una sua reale utilità, anche se nei fatti è riuscito a dribblare Roberto Dorio, non uno qualsiasi. Tanto dall'altra parte non è riuscita la fuga sulla sinistra a Foschi. Palla ancora a disposizione del Città di Palermo con Marco Di Maria che la tiene, poi la perde. Johnny da Sosa prova a passare, ancora Johnny da Sosa che resiste. Johnny da Sosa cerca il tocco col sinistro, la palla esce di poco, sta cercando di mettersi disperatamente in partita il portoghese. Qui palla recuperata dal Termini che sembra in buon controllo nervoso dell'incontro. Lucchese fermato da Dorio, calcio d'angolo. Subito Lucchese per la conclusione di Paesano, palla fuori. Riparte dalle retrovie il Città di Palermo con Marco Di Maria e con Dorio. Ancora i due che scambiano con l'ex Mabonat che alla fine va da Salguero. Scambio con Di Maria. Ancora Roberto Dorio, ricordiamo oggi assente per squalifica Marco Torcivia che, ironia della sorte, ha saltato tutti e tre gli incroci con il Real Termine. Qui intanto l'accelerazione da parte di Salguero che prova ad andare. Ancora lo spagnolo fermato. Fallo laterale. Lo spunto qui di Salguero. Poi ancora una rimessa conquistata dal Città di Palermo. Che ricordo è in vantaggio, come potete vedere anche in grafico, dopo 5 minuti e 12 secondi. Qui palla quasi recuperata da Lucchese. Di Maria prova a far passare per Dorio. Passaggio complicato, ma era l'unico possibile. Riprende il gioco subito con Vincenzo Lucchese. Uno contro uno con Di Maria, attaccata fermo il 10, poi la carambola che per un attimo premia Marco Di Maria che tocca per ultimo. La rimessa è per il Real Termini. E qui intanto corre il cronometro. Si batte adesso col tiro tentato da Paesano, la prolunga di testa Montevago per recupera ancora il Real Termini con un fischio in favore di Paesano, il fallo ai danni del playmaker brasiliano del Città di Palermo, arrivato, ricordo, dal Futsal Mazzara, mentre intanto debutta in partita Jorge Arriasa, che prende il posto del suo connazionale, ovvero sia Salguero. Ricordo manca anche Sestero nel Città di Palermo, che è reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia. Vittoria larga per 5-9 al palazzetto di Montepiselli a Messina contro la squadra peloritana. E approdo al prossimo turno della competizione. Ricordo che le due squadre, a proposito di Coppa, si sono affrontate in Coppa della Divisione. Ha vinto ai calci di rigore, come avete anche potuto vedere sul nostro canale YouTube, il Real Termini, dopo una partita a dir poco folle. Qui intanto Johnny da Sousa recupera. Lucchese finta il tiro, lo prova adesso, in spaccata Bartolorizzo, anche lui appena entrato in campo al posto di Montevago. Sportellate mentre Di Maria prova ad uscire, recupera Paesano che va via in velocità ancora. Paesano passa, vince un rimpallo. Johnny da Sousa, palla alta, ma qui Johnny da Sousa non è riuscito a sfruttare il grande lavoro di Paesano.
Gran giocata sullo stretto del centrale in maglia bianca. Dicevo, l'incontro in Coppa della Divisione, primo turno, con la vittoria ai calci di rigore del Real Termini, che poi è andato avanti nella competizione, superando due squadre del calibro di Gear Piazza Armerina e Canicattì, arrivato fine ai 16esimi di finale, poi da lì ha perso. E ha perso tra l'altro anche l'opportunità di affrontare in Coppa della Divisione la Meta Catania. A proposito di Meta Catania, per gli amanti del futsal c'è un altro bell'appuntamento che vede protagonista proprio la squadra etnea, ma ne parliamo dopo perché c'è Paesano che incrocia col destro, palla fuori, senza dubbio trascinatore del Real Termini, Giovanni Paesano. Dicevo dell'impegno, dell'appuntamento di domani sera, ore 19:30, mentre intanto attenzione qui all'avanzata con la palla poi persa da Sposito, altro ingresso alla panchina per il Città di Palermo. È uscito Dorio per fare posto a Sposito, intanto Fuschi sterza, ancora Fuschi la tiene, calcia in caduta, viene fermato con Gianmario Fuschi che invece era pronto a recuperare, ma recupera palla Lucchese, finta il sinistro, la solata di Lucchese, ancora serie di tocchi, ricomincia da Paesano con calma, il Real Termini, padrone del campo in questa fase. Paesano riesce a passare ma poi Lucchese non arriva e allora Riasa per Sposito che cerca di rallentare un po', vuole mettere sotto ghiaccio i bollenti spiriti di un Real Termini che è alla ricerca, chissà, anche del gol del pari in questa fase, sicuramente favorevole sul piano del gioco. Sposito, Rizzo, tocco per Arriasa che non può sparare il sinistro, chiude Fuschi. Dicevo, finalmente possiamo dirlo, dell'incontro tra Villaurea e Meta Catania, valido per il ritorno della Coppa Italia Juniores. All'andata hanno vinto gli etnei con una singola lunghezza di vantaggio, quindi tutto aperto per il passaggio del turno, partita che potrete vedere a partire dalle 19:30 sul canale YouTube di Sportissili. Rizzo, Esposito, lo affronta Paesano, rimessa Città di Palermo, tanto spazio per Imperato, uno dei volti nuovi della campagna di rafforzamento di dicembre, campagna di rafforzamento resa necessaria da alcuni AD in casa Real Termini. Intanto qui attenzione alla palla per Esposito sotto porta, viene raddoppiata e fermato, poi Fuschi guadagna fallo laterale sulla pressione di Bartolo Rizzo. Gianmario Fuschi, tocco per Paesano, ecco l'Imperato, ex in particolare della Caresse Partinico, oltre che dello stesso Villaurea. Si tratta di Roberto Restivo e non di Imperato. Imperato alla 21, alla 20, Restivo alla 11. Lucchese da fermo contro Di Maria, cerca di liberarsi, gli ruotano attorno ai compagni, ancora Lucchese, la palla ce l'ha sempre lui, perde poi il controllo, ritorna sulla sfera, Paesano cerca la verticale, non la trova, si accontenta Restivo del fallo laterale, rimessa Real Termini, siamo a metà del primo tempo, 1-0 con la rete siglata da Marco Di Maria dopo 2 minuti e 35. Tanto la palla per il tiro di Fuschi, parato senza problemi da Nino Immesi. Tanto si muove Mantia davanti alla panchina del Real Termini, inizia invece la partita di Carmelo Accetta per il Città di Palermo. Carmelo Accetta capitano della formazione Juniores della squadra rosanero, formazione Juniores affidata ad Alessandro Di Leo
Qui intanto Fuschi, serie di rimpalli che alla fine lo premiano. Lucchese rischia di perderla, infatti la perde a Riasa, tiro respinto. Rizzo se la porta, viene però chiuso da Restivo, allora ricomincia da Riasa. Accetta per Rizzo, dicevo dell'assenza di Torcivia, dell'assenza di Sestero per il Città di Palermo, mentre qui c'è un fallo laterale, coach Lembo che invita i suoi, gesto plateale con la mano, insistere, continuare con l'intensità che ha dimostrato la squadra in maglia bianca. Ma qua attenzione a Carmela Accetta che punta Paesano gli passa davanti, Accetta però recupera, mette questa palla, una via di mezzo tra un tiro e un assist, palla che si perde però fuori, mentre intanto torna Montevago al posto di Esposito. Lucchese, palla lungolinea per Restivo, in mezzo diventa un tiro, la sua giocata, pallone gestito senza grossi problemi da Immesi. Accetta, cerca la verticale, non la trova, e allora Lucchese, testa alta, palla per Fuschi, attende il movimento dei compagni, poi scucchiaia su Paesano, passaggio da dimenticare però, uno dei primi errori in partita del playmaker di coach Giorgio Lembo. Accetta il velo di Rizzo che poi prova a partire, c'è l'uscita di D'Alba fuori dall'area di rigore, poi Fuschi però a farla passare, viene raddoppiato e fermato. Arriasà da fermo, cerca il movimento di Montevago che taglia, la scivolata di Paesano che poi recupera anche palla, lo aiuta Restivo. Lucchese cerca di lanciarla, Fuschi controlla, la tiene in campo con una magia. Restivo prova a restituirgliela, non ci riesce, palla fuori, è rimessa quando mancano 7 minuti alla fine del primo tempo molto vivace qui al Pala dalla Chiesa Setti Carraro di Bagheria. Ricordo terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B girone A. Qui Paesano recupera palla, c'è forse un fallo a palla lontana, insiste Paesano, forse anche trattenuto a sua volta da Accetta, tutto ok per gli arbitri, si gioca. Dorio appena rientrato anche lui in campo, così come Montevago, restano Rizzo e Accetta, brutta palla di Dorio, recupera Fuschi. Paesano, Mantia, palla per Lucchese contro Dorio da fermo, Lucchese non tira, quella palla a Paesano, è zona tiro per lui, deviato il suo tiro, rimessa per il Real Termini. Riassumendo mentre intanto calcia fuori Paesano, dicevo riassumendo quello che abbiamo visto fin qui in quasi 14 minuti, mentre intanto torna Salguero, questa volta al posto di Rizzo, quindi due spagnoli insieme in campo. Si può riassumere si possono riassumere questi primi 14 minuti di gioco con una gara molto equilibrata, fin qui decisa da un Guizzo, uno dei migliori giocatori in campo, però sia Marco Di Maria. Calcio di punizione intanto conquistato da Gianmario Fuschi, terzo fischio in favore del Real Termini. Sulla palla si è portato Lucchese che adesso confabula con Mantia. Mentre intanto si è rialzato Dorio, che aveva avuto un piccolo contatto. Calcio di punizione
è rincorsa molto lunga. Guardate dove è Lucchese, guardate dov'è la palla. 5-51, c'è il fischio. Lucchese per lo schema, la palla che prova a tornare da lui, c'è la chiusura però si rimane in avanti per il Real Termini con un fallo laterale. Paesano cerca dentro Fuschi che controlla, però non stoppa a inseguire il suo, accetta, tiene in campo la sfera. Poi Dorio col blocco per cercare di far passare il suo giovane compagno. Montevago incrocia D'Alba in due tempi e poi col fallo fischiato contro accetta, quarto fallo commesso dal Città di Palermo. Mentre nel Real Termini torna in campo Johnny da Sousa, ha terminato il suo compito almeno per questa frazione di gara. Gianmario Fuschi, qui erroraccio di Lucchese, Montevago calcia male, rimette subito D'Alba, palla in avanti, Paesano prova a chiudere il triangolo, forse troppa fretta nel passaggio di ritorno. Palla in avanti, Johnny da Sousa sul lato corto, prova a passare su Di Maria che gli sbarra la strada, concede solo l'angolo. Quando siamo all'alba degli ultimi 5 minuti effettivi di questo primo tempo, Mantia con il tiro stoppato, Paesano porta a spasso la palla, poi cerca dentro Johnny da Sousa. L'idea non era male, eseguita anche bene, palla che però si è persa fuori. Dall'altra parte eccesso forse anche di foga da parte di Mesi che voleva lanciare subito Salguero, ma la palla si è spenta anche in questo caso oltre la linea di fondo. Tracciante verticale di Paesano per Mantia, Lucchese, Paesano, Johnny da Sousa, prova a puntare Dorio, ancora Johnny da Sousa, va con il destro, palla fuori, non è il suo piede, ha avuto modo di dimostrarcelo in questa giocata. Il numero 13, Dorio. Qui male Salguero, male anche Mantia subito dopo. Salguero fermato da Lucchese. Disorienta Di Maria, poi la palla arriva a Johnny da Sousa che cambia fronte. Bravo Salguero al rientro, rimedia al suo stesso errore, concede però angolo a un Real Termini che, detto molto francamente, meriterebbe quantomeno di non andare sotto all'intervallo di metà gara. Qui Johnny da Sousa, anticipato da Dorio, palla in fallo laterale. Si rimane di fatto nella metà campo del Città di Palermo con Johnny da Sousa che per puntare Dorio accelera. Poi palla centrale, Paesano chiuso dall'intervento di Montevago, sveglio, attivo sul pallone il 9. Lucchese, Mantia contro Montevago, lo evita, poi c'è il raddoppio vincente di Salguero, prova ad uscire Montevago che allunga la falcata, Montevago va dentro, chiusura in fallo laterale di Vincenzo Lucchese. Salguero, palla per Dorio, la conclusione di Montevago, la respinta con le ginocchia di Anthony D'Alba. Richiesta la distanza, quella palla che arriva a Di Maria. Di Maria da fermo contro Lucchese, cerca lo spazio, poi ricomincia da Capitan Dorio, oggi capitano vista l'assenza di Torcivia. Poi rimpallo che favorisce Mantia. È entrato bene sul pezzo il numero 7, che però potrebbe a breve lasciare il campo perché è già pronto sull'attacca delle sostituzioni Antonino Fuschi. Qui intanto Montevago chiude proprio su Mantia, ancora Montevago, frenata e scarico indietro a Marco Di Maria, ultimi 3
del primo tempo. Dorio. Salguero, scucchiaia su Dorio, in spaccata d'Alba. E allora dall'altra parte Johnny da Sousa contro Di Maria. Johnny da Sousa passa, Johnny da Sousa in caduta, non inquadra la porta. Però bella la volontà, l'intenzione di calciare anche col piede debole da parte del 13 che sente la responsabilità, sente anche il fatto che i compagni si fidano di lui. Di Maria. Montevago. Sporca Paesano che recupera palla, prova a ripartire Paesano, salta Montevago. Paesano salta Dorio, a tu per tu con Immesi Paesano! Stava per far venire giù il palo dalla Chiesa Setti Carraro. Giovanni Paesano. Gli è mancato l'ultimo tocco, quello dell'1-1. Salguero, Di Maria, partita che adesso sale di tono, ultimi due del primo tempo. Di Maria, la sterzata solita del numero 12 che cerca spazio, poi lo chiude Mantia. Palla per Johnny da Sousa che riesce in qualche modo a passare, poi la perde. Salguero recupera, poi Di Maria, Arriasa ringhia su di lui Lucchese che lo costringe all'indietro. Dorio sbaglia. E allora Paesano per Lucchese, prova a puntare a Riasa. Lucchese, serie di finte, raddoppia Di Maria, ancora Lucchese, prova a passare, vince il rimpallo, sempre Lucchese, in mezzo a tre la tiene, chiude a Riasa, ma palla ancora del Termini, che adesso ha l'energia di Fuschi per gli ultimi 91 secondi. Da Sousa, prova a passare, Lucchese, costretto a venire fuori, poi il dribbling, Lucchese, in mesi, con l'uscita, in scivolata. E allora attenzione dall'altra parte Johnny da Sousa, anche in difesa, in scivolata, tante azioni degne dei nostri short e in tal senso vi invitiamo anche a seguirci su TikTok, oltre che su YouTube, oltre che su Facebook, oltre che su Instagram e su Twitter. Tante azioni, soprattutto quella di Paesano, il doppio dribbling. Se fosse andato in porta avrebbe avuto accesso garantito al nostro canale TikTok. Qui perde il controllo Di Maria, scusate, perde il controllo Lucchese che conquista quantomeno il fallo laterale. In qualche modo Dorio, poi Arriasa, costretto a ricominciare da capo. Di Maria cerca Arriasa, brutta palla dell'autore dell'unico gol della partita e chi sta guardando la partita penserà sicuramente ad uno scherzo perché di certo l'1-0 è molto stretto da ambo le parti. Johnny da Sousa col dribbling la giocata in me, sì, si oppone, ma ancora Termini. Lucchesi cerca di piazzarla, chiuso il suo tiro, fallo laterale. Lucchese contro Rizzo che lo permette, può andare in ma scoperto 1 contro 1 con Fuschi. Rizzo! Parata di Dalba. 17 secondi e mezzo. Alla fine del primo tempo vedremo di chi sarà l'ultima parola dei primi 20 minuti di gioco. Chiama lo schema Di Maria. Cercato Arriasa nel cuore dell'area, viene fermato, poi Izzo. Dorio ricomincia da Arriasa che cerca di addormentare la palla, in mesi, non può tenerla fino alla fine. Allora calcia lungo, cerca Rizzo che quantomeno tiene lontani i suoi compagni e avversari. Finisce il primo tempo al Pala dalla Chiesa Setti Carraro, un bellissimo primo tempo tra Real Termini Recogest e Città di Palermo. Sta decidendo per il momento la perla assoluta di Marco Di Maria dopo 2 minuti e mezzo. Tanto divertimento, tanto spettacolo da una parte e dall'altra per il momento. Avanti i rosanero di Mister Cappello, voi restate con noi per il secondo tempo di Real Termini Recogest Città di Palermo. Amici di Sportisti appassionati di calcio a 5, ben trovati al Tocia Stadium. Di fronte
Palermo Calcio a 5 e Mistral Carini, secondo appuntamento con il girone di ritorno e con il 2023 per quanto riguarda il campionato di Serie C1 girone A. Sta per dare il via alla gara, via che arriva in questo istante, quindi comincia Palermo Calcio a 5, Mistral Carini col primo pallone girato per l'avanzata di Gianbanco, fermato dall'intervento di Tuzzolino. Il cambio gioco sbagliato, interviene affaticato per la conclusione e il gol da parte di Gianbanco. Neanche un minuto di gioco passa a condurre la squadra biancorossa con il gol di Gianbanco e può ripartire Daricca, pronta alla porta. Daricca respinge Sarta, poi prova a ripartire il Mistral con Gianbanco, il tocco per Giangrande che spiazza lo buio, la palla va fuori. C'è stato il tocco del numero 1 rosanero. Gianbanco, palla per Sarta che sul lato corto dell'area serve Gianbanco e gol del 2-0. Ancora in gol Gianbanco. 5,5 e qui perso totalmente il numero 22 che va a bersaglio per la seconda volta. Palla per Mineo, gira attorno da Ricca, Mineo si libera lo spazio, cerca il sinistro, blocca Norfo. Prima conclusione dopo 10 minuti. Per liberarsi di Sgarlata, interviene Marretta, allora può andare da Ricca. Da Ricca allunga la falcata, da Ricca respinge Norfo, imposa sul primo palo, che poi da Ricca va a pressare, Sgarlata insiste. Calcio di punizione, la palla di Dio. La conclusione ed il gol del 3-0. Beffato lo buio sul primo palo e aumenta il gap tra le squadre. 3-0. C'è la punizione con lo schema Sarta, la palla dentro, tutto troppo facile e Fiorentino ringrazia. 4-0 dopo 22 minuti e mezzo. La firma di Fiorentino. Moncada, finta il tiro, ancora Moncada, può puntare Brunetto. Moncada si allarga sinistro sul fondo, avanza al piccolo trotto, poi tocca su Affaticato. Affaticato carica il tiro, palla che esce di poco per appendersi il pallone in difesa, riesce ad evitare l'avversario, calcia Norfo e poi di spaccata Giuliano. Moncada fermato, poi cerca di riprendersi il pallone, lo recupera definitivamente Davi che fa ripartire i suoi. Davi, conclusione sul fondo. Marretta con l'anticipo, poi Davi, palla verso Dari, anzi verso Moncada, palla fuori. Un bel po' di minuti a giocare, esattamente 13. Moncada, tiro, la respinta da Ricca. Il salvataggio di Dio, provvidenziale in calcio d'angolo. E poi passa su Sgarlata, il break centrale di Giangrande che li salta tutti, palla dentro, occhio a Sarta, la spaccata vincente di Vincenzo Rizzuto. C'è il fischio, parte Moncada con il destro, realizza 4-1. È partita che assume connotati diversi. Tocco per Giangrande che deve inseguirla e tenerla in campo, poi riesce a farla passare, scambio che si chiude con Gianbanco, la respinta di Lobuglio, poi ancora Lobuglio sul tentativo in tapin di Felicello, passa su Moncada ma il campo finisce e allora rimessa, poi palla persa però, allora Giuliano per Felicello che trova il gol. 5-1. È partita che di fatto si chiude. Palla per Daricca, finisce la partita. 5-1. 5-1 per il Mistral Carini contro il Palermo Calcio a 5. Scocca l'ora del derby allo stadio Santa Barbara di Cefalù, di fronte il Lascari Cefalù di Claudio Grimaudo contro il Geraci di Mister Mirto, capolista indiscussa del girone B del campionato di promozione. Si gioca su un terreno di gioco che è riuscito a tenere botta nonostante le forti piogge dei giorni scorsi. Poi si comincia ed è clima derby,
come da tempo mancava tra le piazze di Cefalù e Geraci. Inizia la partita e subito un grande brivido dopo una ventina di secondi, rimessa laterale per il Lascari Cefalù, che è partito forte in questo incontro. La palla arriva in qualche modo in area dove c'è Sferruzza, che da pochi passi non riesce a battere Mirko De Miere. Passano tanti minuti, grande tatticismo, anche grande agonismo in campo. Colpo di testa di Moccero, la palla che sorvola la traversa, ma quasi 2 minuti dopo, su questo calcio di punizione, arriva in spaccata Sferruzza il miracolo di Mirko De Miere. Prima grande parata del portiere del Geraci. Qui Serio in qualche modo cerca di creare, non ci riesce, la palla torna a disposizione del Lascari Cefalù. Siamo al minuto 28 con la palla che arriva al limite dell'area, conclusione di Sferruzza, la accompagna fuori De Miere, palla che si perde sul fondo. Siamo poi alla mezz'ora, il cross dalla destra, non esce bene De Miere questa volta, ci prova Moccero col primo colpo di testa, allontana la difesa della Geraci, poi in qualche modo si salva la capolista con la palla che si perde fuori anche dopo un fischio arbitrale. Qui la grande giocata di Marrone. Siamo al minuto 34, la palla messa in mezzo per la Mattina che colpisce il palo a Fiducia completamente immobile, occasionissima subito per la capolista. Poi al minuto 37 altra rimessa laterale, questa volta da sinistra, viene esteso Sferruzza, l'arbitro non ha dubbi, concede il calcio di rigore al minuto 38 per il Lascari Cefalù. La rincorsa da parte di Sferruzza che spiazza De Miere, segna l'1-0, va ad esultare davanti alla tribuna del Santa Barbara, che è in tripudio per il vantaggio della squadra di Mister Grimaudo, che dunque sblocca la situazione. Ma non è finita qui, perché passano poco meno di 3 minuti. Altro fallo laterale, il leitmotiv di gran parte degli attacchi dell'Ascari Cefalù, con la palla che arriva in area dopo la spizzata dove c'è Moccero, la rovesciata di Moccero, spiazzato De Miere, il gol del 2-0, un capolavoro da parte di Danny Moccero, che poi viene travolto dai compagni di squadra per un gol bellissimo e importantissimo, perché porta il Lascari Cefalù in vantaggio per 2-0 proprio poco prima, qualche minuto prima dell'intervallo, con le squadre che tornano negli spogliatoi sul parziale di 2-0. Ma inizia forte il secondo tempo del Geraci, grande giocata da parte di Mirko Marrone, che mette a sedere mezza difesa dell'Ascari Cefalù, segna il gol del 2-1, a un bellissimo gol ne risponde un altro, è quello che riapre i giochi. A poco più di mezz'ora dalla fine si getterà all'assalto dell'area di rigore dell'Ascari Cefalù il Geraci, che però non riesce a produrre più di questo calcio di punizione di Gioacchino Serio. Palla insidiosa ma bloccata da Fiducia. Poi nel rovente finale ci prova anche il Lascari a venire fuori sui sviluppi di una palla inattiva, calcia, abbatte col destro la palla sopra la traversa. Poi un'azione improvvisa, estemporanea, con il colpo di testa di Keita appena entrato in campo, la palla che sorvola la traversa, ma nulla in confronto a quello che stiamo per vedere. Calcio di punizione per il Geraci. Sul pallone come sempre Gioacchino Serio, la palla che spiove, smanacciata da Fiducia, poi la volley da parte di Marrone, la palla che passa ma non trova lo specchio della porta. E questa l'ultima emozione di un bellissimo derby vinto dall'Ascari Cefalù, che riesce a ottenere 3 punti pesanti. Si ferma la capolista Geraci, che ha comunque un buon vantaggio sulle inseguitrici. Da Sportisil è tutto, alla prossima.
Torniamo dal Pala dalla Chiesa Setti Carraro, secondo tempo di Real Termini Recogest, Città di Palermo che sta per avere inizio. Come vedete in grafica, la prima frazione si è conclusa con il punteggio di 1-0 in favore della squadra di coach Marco Cappello. Per il momento decide l'incontro la rete messa a segno da Marco Di Maria dopo 2 minuti e 34 secondi. Ma tanto spettacolo, tante belle giocate da una parte e dall'altra, con anche i due portieri D'Alba e Immesi protagonisti. Secondi 20 minuti che stanno per iniziare e iniziano in questo momento con il primo possesso a disposizione della squadra guidata da coach Giorgio Lembo, che rimanda nel rettangolo il portiere D'Alba, poi Lucchesa che è in possesso di palla e qui sbaglia il tocco. Poi con il numero 8 Paesano, con il numero 6 Fuschi, Antonino Fuschi, e con il numero 13 Johnny da Sousa. Dall'altra parte, davanti al portiere Immesi, ci sono con il numero 10 Rizzo, con il numero 12 Di Maria, con il numero 4 Dorio e con il numero 9 Montevago. Intanto cerca la giocata nello stretto proprio Dorio, il tiro respinto da Lucchese. Una rimessa per il Città di Palermo che riparte proprio da Roberto Dorio. Qui recupera però Lucchese se la porta al sinistro, Lucchese cerca di incrociare, ce l'ha respinta. Palla in fallo laterale con Antonino Fuschi, classe 2005. Paesano vince il rimpallo, ancora Paesano cerca di passare, chiusura di Dorio al posto giusto nel momento giusto, poi alleggerimento di D'Alba che di fatto regala un angolo al Real Termini. Sempre Fuschi sulla palla, battuto subito questa volta per Lucchese che prova a passare, palla infollata a sinistra, poi tiro col destro, pallone fuori. Si riprende con il pallone a disposizione della Città di Palermo. L'arbitro coordina la ripresa del gioco. La palla troppo lunga per Arriasa. Il minuto di raccoglimento previsto al 21esimo minuto alla Lega Nazionale Dilettanti per celebrare, per ricordare il giorno della memoria per tutte le gare dei campionati dilettantistici nel weekend tra il 27 e il 30 gennaio. La scelta del minuto 21, perché dal binario numero 21, intanto fallo di Dorio su Da Sousa, giallo per Dorio, dicevo. Dal binario 21 della stazione di Milano partirono 20 convogli, deportando gli ebrei e tutti i perseguitati verso i campi di sterminio. Furono in tanti a partire, pochissimi a tornare.
Il binario 21 è il luogo in cui ebbe inizio l'orrore della Shoah. Dal 1943 al 1945 la Lega Nazionale Dilettanti ricorda le vittime innocenti sui campi da calcio, luogo invece di gioia e divertimento affinché le giovani generazioni sappiano, capiscano e comprendano. Torniamo in cronaca dopo questa doverosa spiegazione. Calcio di punizione per il Real Termini, primo fischio del secondo tempo. Paesano col tiro deviato riesce a disimpegnarsi abbastanza semplicemente. La difesa del Città di Palermo. Occhio a questa palla per Montevago. Bravo, Dalva in uscita. Dall'altra parte Johnny da Sousa lo attende Dorio. La finta il tiro. Blocca in mesi in due tempi. Partita che può letteralmente esplodere da un momento all'altro. Rizzo. Di Maria, scusate. Di Maria, palla per Dorio, la pressione di Johnny che commette fallo, un fallo a testa. Poc'anzi ha subito il contatto falloso di Dorio. Johnny da Sousa in un certo senso ha restituito il colpo al suo avversario. Rizzo. Di Maria, testa alta, palla per Montevago chiuso da Paesano che subisce anche un colpo involontario dal suo avversario. Rizzo va a puntare Fuschi. Dorio, controllo, poi suolata per Rizzo. Ancora Rizzo, ricomincia da Di Maria, il movimento di Montevago, poi si apre per ricevere Rizzo. Rizzo contro da Sousa, ricomincia da Marco Di Maria. Dorio. Palla per Rizzo. Da Sousa va a pizzicare, lascia giocare per via perimetrali il Real Termini Recogest, non concedendo però varchi nella zona rossa della propria area di rigore. Qui chiude Paesano, palla in fallo laterale, rimessa per il Città di Palermo con la conclusione di Dorio. Smanaccia Dalba, conclusione estemporanea di Roberto Dorio. La palla alzata in calcio d'angolo da Anthony Dalba, la palla scucchiaiata per Di Maria che la deve far scorrere, la deve alleggerire soprattutto ai mesi, facendo così uscire il Real Termini. In mesi la gioca di prima, è una palla che Rizzo riesce a controllare ma non a tenere in campo. Tutto ok per Bartolo Rizzo, finito giù. Riprende il possesso palla del Real Termini. Qui bravo Dorio a chiudere, chiama la palla Dalba che poi va a fiondare lungo, no? Arriva Dorio con la prolunga a bloccare il pallone, tanto torna Arriasa al posto di Montevago. Lucchese scambia con Paesano, poi Fuschi. Lucchese da ultimo uomo contro Arriasa, prova a passare in velocità, ancora Lucchese, Arriasa chiude, poi allontana dove c'è uno solo. Maglie bianche, anzi c'è la maglia celeste di Dalba che va a lungo, non trova Lucchese, trova solo i guantoni, anzi le manone di Nino Immesi. Dall'altra parte Dorio che però è da solo, palla per Rizzo, cerca la giocata sullo stretto, poi Arriasa per Di Maria che passa su Johnny. Dorio al tiro, la palla messa fuori da Dalba, poi calcia male Bartolo Rizzo. L'occasione che se ne va per il Città di Palermo. Meno arrembante il Real Termini rispetto al primo tempo, ha sicuramente preso le misure la squadra di Cappello, che adesso cerca anche di alzare un po' il pressing su questa uscita palla del Real Termini. Ne viene fuori una palla recuperata, Rizzo, poi di prima Dorio, Di Maria, Ariassa, ancora Di Maria, ancora Jorge Ariassa, Dorio passa anche sul suo compagno di squadra con la 14, Rizzo la tiene in campo sulla pressione di Lucchese, poi Immesi di prima, molto bene per Di Maria,
è uscito male il Real Termini in questo caso, però rientra molto bene. La squadra di Lembo. Dorio, Arriasa per Di Maria che viene incontro, non c'è il tiro di prima, Di Maria prova a puntare, Paesano lo ferma, poi non riesce a disimpegnare su Gioni, e allora ancora Città di Palermo. Rizzo, Arriasa, Dorio, ancora a scambiare Rizzo e Dorio, poi ricomincia da Arriasa, tocco per Di Maria, ancora una volta rete fitta di passaggi per vie perimetrali del Città di Palermo, poi l'imbucata tentata, chiude bene Paesano che non fa controllare il pallone, ma Jorge Arriasa. È rimessa. 14:24 da giocare nel secondo tempo. Tanto torna Gianmario Fuschi al posto di Johnny da Sosa che non sta dando grande impatto in questo secondo tempo. Qui intanto la palla scucchiaiata da Dorio di testa, dove però c'è proprio il capitano del Real Termini che non controlla bene, chiude bene Ariasa invece. Rizzo riesce a passare Rizzo su Fuschi. Rizzo si presenta davanti ad Alba che gliela mette fuori col ginocchio. Diciamo primo guizzo del 10 rosanero e calcio d'angolo. Sta per battere una rimessa. Bartolo Rizzo. Palla dentro, ancora Rizzo che riceve da Arriasa. C'è Dorio. Zona tiro, ancora con le ginocchia ad Alba. Che poi si lamenta con i compagni. D'Alba grande protagonista, visto che poc'anzi abbiamo parlato della sfida di Coppa della Divisione, mentre qua attenzione Fuschi Arriasa. Va giù Fuschi che non protesta. Voleva evidentemente il fischio a suo favore, va detto che Arriasa era già in caduta, quindi probabilmente è stata ravvisata l'involontarietà. Poi Fuschi commette fallo. Calcio di punizione, primo fischio contro il Real Termini, anzi secondo fischio contro il Real Termini in questo secondo tempo, un fallo commesso dal Città di Palermo. Recupero di Paesano. Palla per Fuschi. Fuschi incrocia. Fuori di poco. Con Antonino che stava per riuscire a servire Gianmario in quella che era una possibile Fuschi connection, per così dire. Pallone che non è arrivato a destinazione, ovvero sul binario 9, quello del capitano del Real Termini di Recogest. Di Maria tende il movimento, poi viene incontro a Riasa, triangolo che non si chiude perché Lucchese arriva prima, Lucchese che riesce anche a sterzare, chiude Dorio, ancora Lucchese, la tiene in campo, anzi no. C'è time out chiesto dalla panchina. No, c'era stato time out. No. Cerchiamo di capire. Non è arrivata la segnalazione del time out. Forse non è arrivata in tempo la richiesta. Qui la palla lanciata in avanti non arriva Gianmario Fuschi, c'è Arriasa, prova a passare sul capitano del Real Termini che però gli sdratica il pallone, Antonino Fuschi spazza via, palla fuori. Ce l'ha rimessa per Jorge Arriasa.
che gioca su Roberto Dorio. Rizzo. Di Maria. Lungolinea, poi Dorio non riesce nel servizio su Rizzo, c'è stata un'incomprensione tra i due. Paesano cerca di lanciare, questa è una bella palla, lenta però Di Maria può arrivare. Dorio. Scucchiaia su Di Maria che non la tiene in campo. C'è il time out chiesto da coach Giorgio Lembo. 8 minuti e 3 secondi giocati dalle due squadre. Il parziale dice 1-0 ancora per il Città di Palermo. Termina il minuto di sospensione chiesto da Giorgio Lembo. Ultimi 12 minuti, qualcosina in meno a dire la verità, con il Real Termini che ha sempre quel piccolo margine da andare a colmare. Mentre riprende il gioco, è tornato anche Restivo nel Real Termini Recogest, chiusura sul Lucchese. Intanto attenzione, proprio Fuschi non riesce a controllare al volo, poi Restivo fermato e allora Di Maria cerca di ripartire per il Città di Palermo. Rizzo Arriaza. Di Maria. Di Maria converge destro. La parata. Qui non riesce Arriasa a calciare verso la porta. Riprende il gioco con Paesano, lungolinea, chiude Di Maria, Dorio. Arriaza Di Maria, si è aperto Rizzo per ricevere, Rizzo evita Restivo, Rizzo, il tiro sul fondo. Paesano cerca di far correre Lucchese che attacca però da fermo, allora ancora Paesano. Fuschi. La pressione di Rizzo su Paesano, poi Restivo ancora con l'ex Mazzara che in qualche modo cerca di portare a spasso la sfera. Fermato. Rizzo, intercettato il suo passaggio. Di Maria, dopo la rimessa, tiro deviato, angolo. Qui la palla che viene messa fuori allontana in qualche modo in realtà viene poi Arriasa. Fuschi la gioca al volo sul Lucchese di testa Dorio. Rizzo fermato,
palla che finisce fuori, ultimo tocco di Lucchese per una rimessa di posizione al Città di Palermo. Abbiamo superato, stiamo per superare la boa di metà secondo tempo. Di Maria per Rizzo, Arriasa scarica ancora su Rizzo, Rizzo cerca spazio, cambia gioco, non trova luce e allora può partire Paesano, lo allaccia Rizzo, giallo per lui. Cartellino per Bartolo Rizzo, mentre è ancora giù Paesano. Si è rialzato Paesano, l'arbitro va anche a placare gli animi sulla panchina del Real Termine e chiedeva un provvedimento un po' più pesante per Bartolo Rizzo. Va detto però che fallo tattico, mentre qui intanto conclusione deviata, calcio d'angolo. Deviazione che però è stata di un giocatore del Real Termine, allora rimessa da fondo con Montevaco che è tornato in campo, tiro deviato, Paesano riconquista, Lucchese cerca anche qualcosa da lui, il Real Termine qui rimane a terra Montevaco che era andato a contrastare su Lucchese, rimasto giù. 9:28 da giocare nella ripresa. Tanto si rialza Montevago, sicuramente non in grandi condizioni. Tocca a Salguero al suo posto. L'arbitro scodella il pallone che è del Real Termini. Cercato Gianmario Foschi, intercetta Arriasa, poi Di Maria ancora il capitano a pressare con foga. Dorio cerca la palla per Arriasa, capisce tutto D'Alba che mette il pallone fuori tra gli applausi del pubblico di fede termitana, riprende il gioco con Marco Cappello che predica calma. Arriasa punta, Arriasa fermato da Paesano, poi Fuschi cerca di passare, passaggio intercettato, Lucchese mette il piede, lo mette anche Di Maria che poi perde il rimpallo con Paesano. Fuschi serie di finte, Arriasa gli sbarra la strada, poi cade Fuschi, l'arbitro fischia contro il 9 del Real Termini. Calcio di punizione già battuto
con Salghero, recupera Fuschi insieme a Paesano, poi tocco per Lucchese che può andare. Restivo. Fuschi, scucchiaia. La palla per Paesano. Fuschi, Restivo, fronte alla porta. Paesano, si apre Lucchese per ricevere. Lucchese guarda la porta, la cerca, intercetta Dorio. Poi Paesano alleggerisce su Dalba che va lungo, cerca Fuschi. Fuschi colpito dal pallone dopo il liscio di Arriasa. Qui anche un po' di scoramento a guardare il body language in panchina, perché era un'opportunità che poteva anche, chissà, essere gestita. Intanto attenzione a Dorio che scheggia il palo. Occasionissima qui per Dorio. Paesano. Restivo non passa. Dorio. Arrias. Dorio. Salghero. Cerca sempre di abbassare i ritmi, di avvolgere l'avversario con la fitta rete di passaggi. Il Città di Palermo con Salghero che poi cerca di accelerare per da solo in mezzo a due, resiste alla prima carica, non alla seconda, che è di Gioni da Sosa, appena tornato in campo per gli ultimi 7 minuti appena cominciati, che vedono anche la presenza di Mantia qui. Non riesce il servizio di Gioni da Sosa per Lucchese. Ne consegue una rimessa per il Città di Palermo, che sta cercando di condurre in porto questa nave in un mare abbastanza tempestoso. Per il momento però le onde innalzate dai giocatori in maglia bianca non stanno negando l'arrivo al porto sicuro, ma attenzione a Di Maria che accelera! All'improvviso, ancora una volta, Marco Di Maria che è rimasto a terra e attenzione, ha sbattuto nel tentativo poi riuscito di anticipare Anthony Dalba. Si è rialzato Di Maria e questa è sicuramente la notizia più importante, con adesso il punteggio che vede il Città di Palermo avanti per 2-0. Ho avuto qualche problema anche col cronometro, ve ne sarete accorti, ce ne scusiamo. Intanto la palla per Dorio che la fa rimbalzare, la deve calciare lontano, non potendoci arrivare. Ultimi 6 minuti. Paesano, Mantia. Palla recuperata dal Città di Palermo, che ha trovato il gol nel momento giusto. Poi ancora Di Maria che vince il rimpallo, cerca Rizzo, la palla passa, la blocca d'Alba, cerca ovviamente adesso di accelerare i tempi il Real Termini Recogest. Attenzione a Gioni da Sousa, staccato per ricevere sul sinistro, Gioni da Sousa mette dentro e Arriasa
che anticipa Mantia per quello che sarebbe stato il più facile dei tap-in. Fritz, lungolinea, Arriasa, anticipato da Mantia, l'uscita di Dalba. Lucchese, Johnny da Sousa, Lucchese, Paesano, torna da Johnny da Sousa che non controlla. Ultimi 5 minuti. Come vi dicevo, siamo leggermente indietro col cronometro. Piccolo problema, ho corso casualmente dopo il gol del 2-0 di Marco Di Maria. Dalba intanto la rimette Johnny da Sousa, Mantia, Lucchese, subito aggressivo Dorio per non lasciare troppo spazio all'inventiva del numero 10. Paesano per Mantia, palla illuminante di Paesano. Mantia non è riuscito a gestirla nel meglio. Poi Johnny da Sousa, Paesano. Conclusione deviata, recupera Dorio, poi Paesano a pressare, a recuperare. Alla meglio anche su Dorio, gran partita di Paesano che poi scucchiaia per Lucchese. Se la porta un sinistro, Lucchese anziché calciare col destro è andato a tentare una giocata troppo complicata. E Sfera che si è persa tra i piedi dei giocatori del Città di Palermo. Poi l'errore di Johnny da Sousa che rimette al suo stesso sbaglio. Ancora Johnny da Sousa! Che errore a tu per tu con Arnaud, con Immesi. Palla fuori, time out chiesto di gran corsa da Marco Cappello. Adesso siamo in pari anche col cronometro. 4 minuti 3 secondi da giocare. Errore incredibile di Johnny da Sousa che a 4 minuti e 3 secondi poteva riaprire la partita e diciamocela tutta, se lo sarebbe meritato in Real Termini per come sta interpretando la partita, per intensità e anche per qualità di gioco, unito fin qui da due lampi di Marco Di Maria, il roster guidato da Giorgio Lembo. Ne approfitto per ricordarvi che siamo in diretta anche dal centro sportivo Rinaldo al Campetto di Isola delle Femmine per Isola Calcio a 5, Palermo Calcio a 5, campionato di Serie C1 Girone A. E saremo in live domattina, ore 10, centro sportivo Santo Canale di Tommaso Natale, campionato regionale allievi Under 17 Cus Palermo terzo tempo. E saremo in live anche da Geraci Siculo, mentre qui non riesce a tenere il pallone in campo Dalba, calcio d'angolo delle città di Palermo. Guardate, non saremo in live da Geraci Siculo, ho commesso un errore. Saremo in live, come vi dicevo invece, nel corso del primo tempo per il secondo tempo in un certo senso, la gara di ritorno della Coppa Italia Juniores di fronte il Villaurea e la Meta Catania. Contributi anche da altri campi, i campi dell'eccellenza, questa volta non in diretta ma con gli highlights, ma ne parliamo dopo perché c'è Di Maria, addirittura col quinto uomo il Città di Palermo per tenere lontano il Real Termini Recogest. Qui forse un fallo commesso da Johnny da Sousa, si gioca forse per il vantaggio Di Maria col piedone d'Alba, ancora Di Maria con Arriasa, Dorio a presidiare la sua metà campo, ultimi 3 minuti e 10. Sposito pizzicato da Lucchese che gli porta via il pallone. Lucchese qui forse si è liberato della sfera con troppa lentezza e allora consente il recupero al Real Termini. Qui la scelta di Di Maria di lasciar scorrere il pallone fuori. Lucchese cerca di metterla dentro, buona palla però intercettata, allora il tiro di Dorio che scheggia la traversa, rimette subito in gioco
E qui l'errore di Fuschi, erroraccio di Fuschi. Aveva rimesso in gioco il pallone, forse dimenticava di essere il quinto uomo e di poter toccare la palla solo una volta nella propria metà campo. Fatto sta che commette questa ingenuità che regala un calcio di punizione al Città di Palermo quando mancano 2 minuti e 38 secondi alla fine. Dorio resta con il quinto uomo, la squadra rosanero, qui sbaglia Dorio, torna in Mesi, sbaglia clamorosamente Mantia. Mantia che però protestava perché non era stata rispettata la distanza. Salguero. Sposito riesce a passare su Paesano, finta di corpo e poi Dalba. Parataso di Anthony Dalba. Rimessa di Rizzo, rischia qualcosa Salguero. Arriasa prova a dargli una mano, Salguero passa, poi lo scontro con Mantia. L'arbitro fischia contro il numero 7, quarto fallo commesso dal Real Termini Recogest. Rimasto a terra Jesus Salguero. Con Arriasa alla battuta della punizione, ultimi 126 secondi. Salguero scambia con Sposito. Rizzo controlla a seguire non perfetto. Paesano può andare per la porta in Real Termini, però Di Maria recupera palla e calcia a sua volta Di Maria. Paesano, Mantia. Mantia prova a girarsi, lo chiude Rizzo, poi alla meglio Sposito nel recupero palla, la porta è vuota, Rizzo la cerca, Rizzo la trova, 3-0, la chiude Bartolo Rizzo, che poi va a festeggiare per il gol che di fatto chiude ogni discorso. È 3-0 per il Città di Palermo, che adesso possiamo dirlo, prosegue nella sua corsa nelle posizioni nobili, nobilissime della classifica. Paesano, Fuschi, Paesano, ultima ottantina di secondi della partita, Gianni da Sosa dentro, in Mesi, prende anche questa, poi Lucchese da fermo, cerca di liberarsi ancora Lucchese, serie di tocchi, Lucchese in seguito agli avversari, cerca di depistarli, però la meglio Dorio, e allora Arriasa, sempre con la porta del Real Termini vuota perché c'è Fuschi che rimane a metà strada, pallone fuori, ultimi 65 secondi di gioco. Arriasa. Dorio. Ancora per Arriasa. Che all'andata spaccò la porta del Real Termini con un gran sinistro. Quinto fallo commesso dal Real Termini. E dunque, anche se nel futsal non si può dire finché non arriva la sirena finale, potremmo già parlare di grande vittoria del Città di Palermo. Vittoria che, va detto, è stata spesso messa in discussione dal Real Termini, che ha giocato con grande intensità, anche con qualità, ma non è bastato
contro una squadra che è stata semplicemente più forte nei momenti importanti. Qui intanto Johnny da Sousa chiude Dorio che poi va a calciare e Roberto Dorio firma il 4-0. Grandissimo tiro di Roberto Dorio praticamente dalla sua linea di fondo, e ciliegina sulla torta firmata da Roberto Dorio. La rete del 4-0 adesso diventa decisamente pesante il passivo per il Real Termini Recogest, che quantomeno prova a chiudere in attacco, magari alla ricerca del gol, che a questo punto è soltanto un gol di consolazione. Johnny da Sousa calcia male, ultimi 16 secondi e mezzo. Immesi va a lungo, sfiora Paesano, blocca D'Alba, palla a Mantia. Paesano, Lucchese, da Sousa, Lucchese, vediamo se calcia prima della sirena, non calcia prima della sirena, finisce qui e finisce con la vittoria per 3-0, 4-0 del Città di Palermo sul parquet del Real Termini Recogest, una partita che i rosanero hanno messo sul loro binario dopo 2 minuti e mezzo nel primo tempo con il gol di Di Maria. Grande intensità, grande equilibrio, probabilmente Real Termini meritava di pareggiare, poi il 2-0 in ripartenza ancora di Marco Di Maria, e infine con il Real Termini alla disperata, con il quinto di movimento, è arrivata a porta vuota prima la terza marcatura firmata da Rizzo, poi il poker con una autentica perla di Roberto Dorio. Vi salutiamo dal Pala dalla Chiesa Setti Carraro di Bagheria, ripetendo il punteggio: Real Termini 0, Città di Palermo 4. Da Francesco Gammuca, dalla redazione di Sportisili, nel ringraziarvi e nel ricordarvi di seguirci oltre che sul canale YouTube, anche su Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e sul nostro sito www.sportisili.it. Un saluto e un ringraziamento. Alla prossima!